Fornire in primis una concreta fotografia del comparto sportivo in Veneto con lo scopo di analizzare le peculiarità dello sport regionale nelle sue connotazioni sociali, economiche, culturali e pedagogiche, in un'ottica di sviluppo futuro. Questo è il filo conduttore dei 5 appuntamenti voluti dal CONI del Veneto nel contesto del ruolo dello sport regionale nel panorama nazionale, avviato a Caorle durante i Giochi del Veneto, dove si è discusso di sport e turismo e proseguito nella splendida cornice dell'Auditorium della Marca con il forum moderato dalla giornalista di Rai 3 Maria Piazzozzi, affrontando le tematiche legate allo sport ed economia. Sì, è una materia molto importante per lo sport, forse difficile, perché nel senso che siamo più disponibili noi dirigenti sportivi a fare manifestazioni, a parlare di turismo, a parlare di salute dei nostri ragazzi, ma dobbiamo parlare anche dell'economia che lo sport porta nella nostra regione. Infatti i dati che sono stati dati dalla Studio Ghiretti sono stati dati molto importanti che danno il senso dell'importanza dello sport nella nostra regione. L'1,6% del PIL veneto viene prodotto attraverso lo sport. A questo aggiungiamo le moltissime industrie che nella nostra regione producono materiale sportivo, attrezzatura sportiva che va in tutto il mondo, ma che attraverso lo sport della nostra regione si fanno conoscere. Ecco perché diciamo che bisogna fare squadra in un momento difficile, non è che la prima ruota del carro, che sarebbe lo sport, si deve abbandonare, e quindi di richiamare la massima attenzione anche degli sponsor nel riconoscere allo sport un momento di immagine, di pubblicità e di sponsorizzazione. Ecco, soprattutto lo scopo degli appuntamenti è tracciare le linee guida per lo sviluppo del futuro. Ma certamente vorremmo alla fine, nella metà del 2014, avere finalmente questo libro in cui parliamo dei 5 argomenti che ci toccano principalmente. Quelli dei risultati sportivi li lasciamo perché li conosciamo anche troppo bene a tutti, ma non conosciamo cosa vuol dire sport e turismo, cosa vuol dire sport e economia, cosa vuol dire sport e salute e benessere fisico, sport e impiantistica sportiva dove lavorano migliaia di famiglie, e infine anche sport all'interno della scuola. Dei valori credo che sono molto importanti, e noi vorremmo sapere nella nostra regione che valori possiamo dare come sport. Ideate dal CONI Veneto, dalla Regione, con il contributo della Direzione Regionale della Scuola dello Sport e con la collaborazione dello Studio Ghiretti e Associati, i 5 appuntamenti serviranno alla stesura del libro bianco dello sport contenente i principali dati e le osservazioni emerse nel contesto di questi mesi di lavoro, che vedranno coinvolti dirigenti sportivi, amministratori ed aziende per fornire una fotografia completa del comparto sportivo veneto, ma anche per affrontare la situazione del mercato, come ha fatto il presidente di Assosport, Luca Businaro. Oggi il tema sport e economia, ma soprattutto la situazione del mercato qual è? Il mercato è un tema molto difficile, diciamo il mercato in generale è un mercato che sta ancora reggendo per le aziende, parlo delle aziende italiane ovviamente, perché siamo esportatori abituali, quindi se guardiamo all'economia in generale è un settore che mantiene ancora un piccolo trend positivo rispetto agli altri settori industriali. Purtroppo anello debole di tutta la catena è l'Italia. L'Italia, crisi dei consumi e crisi economica generale in Italia, fa sì che le aziende a fronte di una crescita estera hanno una decrescita in Italia, e quindi questo piccolo segno positivo di un 1,62% di crescita dei fatturati, purtroppo andiamo nel dettaglio, è a 2 cifre positivo verso l'estero ma a 2 cifre negative in Italia. Che messaggio ha lanciato da Treviso? Ho lanciato un messaggio che penso sia un messaggio molto pragmatico, e cioè lo sport è squadra. Le aziende fanno squadra perché siamo alleati per competere. Bene, dobbiamo fare squadra un po' più allargata, dobbiamo unirci al pubblico, dobbiamo unirci alle istituzioni e soprattutto alle regioni e al CONI per far sì che si faccia qualcosa insieme, perché è solo unendo le forze che riusciremo a determinare le basi del futuro. Abbiamo tutte le competenze, non ci serve niente dall'esterno, dobbiamo solo metterci insieme, parlare di cose pratiche e non di progetti a lungo termine. Abbiamo cose da fare nel brevissimo termine per generare le basi per il lungo termine. Forum che è stato aperto dall'assessore allo sport della provincia di Treviso Paolo Speranzon, proseguito poi dalla relazione del presidente del CONI regionale Veneto Gianfranco Bardelle, a cui ha fatto seguito il qualificato intervento di Roberto Ghiretti dello Studio Ghiretti Associati, che ha posto l'accento sulla situazione attuale attraverso l'analisi dei dati. Sport Economia, oggi l'intervento sulla situazione attuale attraverso l'analisi dei dati. Lei è un esperto e quindi come tale ci illuminerà. No, insomma, diciamo che l'Italia non è messa benissimo,
nel senso che investe lo Stato, comuni, province, regioni, insomma con parte del leone che la fanno i comuni, nonostante le ristrettezze, investe circa 3 miliardi, meno di 3 miliardi, e ne incassa 6 tra IVA, imposte, giochi e quant'altro, e quindi è una situazione di squilibrio. Questo cosa comporta? Che lo Stato per ogni cittadino spende poco più di 60 euro anno per la pratica sportiva, mentre ci sono paesi europei che ne spendono 300. In questo senso, nella media europea l'Italia è nella bassissima classifica, in zona proprio retrocessione. Insomma, è mancato una programmazione seria ed efficace nel passato sullo sport, che veniva troppe volte confuso solo con l'agonismo. Oggi invece è pratica motoria, è educazione, è sanità, perché di fatto vuol dire anche risparmio sulla spesa pubblica. Un cittadino in stato di salute costa allo Stato meno di 300 euro, un cittadino in stato di premalattia 5.000, un cittadino in stato di malattia più di 5.000 euro l'anno. Fare pratica sportiva, fare movimento consente di risparmiare 22.000 morti all'anno, consente di risparmiare mezzo punto della spesa sanitaria. Evidentemente siamo in presenza di dati che sono straordinari, però devono essere poi valutati e considerati. Troppe volte lo sport non è stato considerato come meritava. Un'altra considerazione, però lo sport non è solo economia, non è solo un punto 6 del PIL, non è solo 23 miliardi di fatturato nella sua globalità, quindi dalla Juve, dal Milan, no, fino alla squadrina del paesino. Lo sport è anche economia sociale, perché di fatto è un connettore sociale potentissimo. Lo sport è coesione sociale e in un momento di difficoltà come questo sicuramente è una delle cose che uniscono, non certamente che dividono. Lo sport è crescita dell'uomo. Veneto, un vero modello virtuoso, come hanno sottolineato i relatori presenti, a partire da Luigi Brugnaro, presidente di Umana Holding, Federico Schena, direttore del Centro di Ricerca Sport dell'Università di Verona, e Piero Garbellotto, presidente di Moco Volley. Le motivazioni dell'impegno di una istituzione al fianco dello sport le ha espresse invece il vicepresidente vicario della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Stando Fioravanti. L'impegno della Fondazione è stato evidente nella descrizione che ho fatto di Sportivamente, che è quel progetto, quel bando che la Fondazione ha messo in atto per aiutare, sollevare lo sport giovanile delle due province di competenza che sono Padova e Rovigo. Ha avuto un ottimo risultato, un ottimo riscontro, proprio per le condizioni economiche attuali. Sappiamo che la crisi sta mordendo tutti i settori, compreso anche quindi lo sport. Tante famiglie non potrebbero far fare ai loro piccoli e ai loro figli sport se, essendo le società in difficoltà e comunque sono meritorie, non avessero il sostegno di enti come il nostro. Speriamo che oltre al nostro ente tanti altri si affaccino a questo mondo e che diano il loro contributo proporzionalmente alle loro forze. Diciamo un'istituzione che ha fatto strada? Diciamo di sì, è una strada che è stata riconosciuta anche a livello nazionale, dove l'ACRI, l'Associazione delle Casse di Risparmio, quindi banche e fondazioni italiane, e il CONI nazionale hanno redatto un protocollo d'intesa che è un quadro in questo momento, ma che potrebbe diventare, speriamo che diventi operativo a livello nazionale o almeno in tante fondazioni che si dedichino a questo settore dell'economia, della cultura e del sociale. Sotto la guida di Maria Piazzotti, giornalista di Rai 3, il Foro di Treviso ha affrontato anche le tematiche riguardanti lo sport al servizio del territorio, con Alessandro Martini, direttore del Consorzio Marca Treviso, e con Andrea Bidotti, amministratore delegato di Idea Europa, ai quali si sono aggiunti i saluti del vicegovernatore del Veneto, nonché assessore allo sport Marino Giorzato, portati da Antonio Sambo, funzionario regionale. Nelle sue conclusioni finali il Foro di Treviso ha messo in luce un'esigenza fondamentale: fare sistema e di condividere i valori sia a livello delle strutture centrali e locali, in un'ottica di squadra. Un'idea ribadita anche dal presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle nel sottolineare che lo sport è un volano trainante dell'economia locale e nazionale.